Buongiorno da Prototolle. Nel corso di una giornata dedicata alla riflessione sull'impegno e sulla libertà si è tenuto un incontro estremamente interessante con Pippo Giordano, ex poliziotto della squadra mobile di Palermo, in prima linea nella guerra contro la mafia. Subito dopo l'omicidio di Dalla Chiesa si era svegliato qualcosa a Palermo, c'era qualcosa, si muoveva, ma dopo qualche mese è tornato come prima, non se ne è parlato più, si era un po' svegliata la cittadinanza. Per quanto riguarda il pericolo di essere ammazzato, tutti avevamo questo pericolo, tutti, perché se la squadra mobile di Palermo ha avuto 10 morti ammazzate, 10 morti, 10, e i carabinieri ne hanno avuto altrettanti di morti ammazzate, non lo sapevamo che potevamo essere uccisi da un momento all'altro, perché Totò Riina prese talmente un potere così strafottente, se ne fregava di tutti, che per lui ammazzare una persona era come, non posso dire, ammazzare una zanzara. La città di Palermo, per farvi un esempio, è divisa in quartieri. Ogni quartiere ha una famiglia mafiosa, ogni famiglia ha un capo, quindi capo famiglia, capo mafioso. All'interno di questa famiglia ci sono i capi decina, che sono quelli che hanno un gruppo di 10 uomini che comandano. Sopra questa struttura famiglia c'è il mandamento che raggruppa diverse famiglie della Sicilia e anche del nord Italia. E poi c'è la commissione provinciale che i giornalisti definiscono la cupola, in realtà si chiama commissione provinciale. Quindi è un organismo piramidale, c'è un capo e poi ci sono i sottocapi. È un'organizzazione diversa come struttura dalla Camorra, dalla Sacra Coronita, e si avvicina un pochettino all'Andrangheta che è in Calabria. Però questa di Cosa Nostra è quella che io vi parlo, questa associazione mafiosa, mafiosa, dove io ho combattuto per anni, dove io ho conosciuto anche quando ero giovane come voi. Ho avuto il privilegio e l'onore di conoscere Falcone, una persona molto pacata, persona umana, persona sincera, una persona buonissima di carattere, non ha mai alzato la voce con nessuno, nemmeno col killer più spietato che noi avessimo di fronte nei momenti in cui lo interrogavamo. Borsellino era un po' più incazzoso, se mi passate un po' la parola, se aveva un po' di più, era un po' più sanguigno, il Borsellino ha un carattere diverso, però una persona molto capace, soprattutto buona anche lui. Con Borsellino a un certo punto, quando era a Palermo, ci perdemmo di vista, perché lui andò a lavorare a Marsala e quindi non lo vedi più, mentre con Falcone lavorai fino al 1900 a Palermo, fino all'85. Dopo, per motivi che vi dirò, sono stato costretto per motivi di sicurezza a lasciare Palermo e quindi non ci vedemmo più sino al 1989, quando lui aveva bisogno di interrogare un grosso pentito di mafia, mi chiamò e io lo raggiunsi a Roma per un paio di mesi, quindi continuai a lavorare con Giovanni Falcone. Vi citavo gli interrogatori perché la mia attività prevalentemente è stata svolta a collaborare, a parte le investigazioni ovviamente che facevo quando non ero interessato agli interrogatori, soprattutto questi pentiti di mafia, che sicuramente voi avete sentito dal TG che esistono i pentiti di mafia. E nel terzetto che uccise il bambino c'era anche il fratello di Giorgio Brusca, Enzo Brusca, Vincenzo Brusca, che lui non voleva uccidere il bambino perché si era affezionato, si era innamorato di questo bambino. Però Giovanni Brusca comandava lui e anche suo fratello è stato costretto a obbedire. Scesero giù, fecero scrivere una lettera al nonno, una lettera di lamentela, dove il bambino piccolo gli disse: Giuseppe, dai, firma una lettera che la mandiamo a tuo nonno e poi domani ti mandiamo a casa, non ti preoccupare che adesso vai a trovare tua mamma e ti liberiamo. Questo bambino ha scritto questa lettera al nonno, lamentandosi col nonno, ne hai anche tu, che lui era molto affezionato al nonno, ne hai anche tu abbandonato
mi stai facendo stare qui in prigione, io voglio vederti, io voglio tornare a casa, insomma tutte quelle cose che un bambino in quelle condizioni possa scrivere. Questi signori prendono sta lettera, vanno su, mangiano, bevono come dei porci perché sono dei maiali, finiti di cenare, scendono giù, prendono questo bambino, lo mettono per terra, mettono una corda con un nodo scorsoia al collo, uno tira la corda, un altro tiene le due braccia per non farlo muovere, un altro mette le ginocchia sulla pancia e il bambino a un certo punto muore. Giuseppe Monticcioli, il proprietario di quella villetta, racconta: il bambino è caduto come fosse di burro, non si è neanche ribellato al fatto che doveva morire. Quando il bambino è poi privo di vita, ha preso questo fragolò che dice il pentito pesava sino 30 kg, era bravissimo, l'hanno preso, l'hanno messo dentro il bidone dell'acido e non è rimasto più nulla. Poi presero tutto il contenuto e lo riversarono nella fognatura, poi fecero sparire tutte le prove di quella casa, bruciarono tutto, materasso, vestiti, tutto, che poi fu trovato il posto dove fu ucciso il bambino. Ecco, questa è cosa nostra, ragazzi. Riuscissimo a tagliare il cordone ombelicale tra la mafia e politica, potremmo dire che sarà un modo di complicare la politica e la linfa vitale che teneva il corpo sul potere della mafia, non la mafia ce la terrebbe. È nata nel 1860, siamo nel 2024 e se i signori politici, tutti indistintamente, non si mettono in testa di tagliare il cordone ombelicale con le mafie, noi purtroppo, cara, ce la dobbiamo ancora tenere. Io ho 80 anni, non li do, adesso non lo so, andrò via, i miei nipotini crescono, vedete i miei nipotini che sono stati anche nelle loro scuole a parlare di mafia, voi per la terrena la mafia, perché non c'è la volontà politica di debellare.